Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antena 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 30 ottobre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che avremo numerosissimi collegamenti con il territorio, la situazione è anche abbastanza fluida e in divenire per la questione del maltempo. Alle 16 più o meno scatterà l'allerta arancione, quindi ci occuperemo anche di questo fronte. Prima però, come ogni lunedì, partiamo con il sondaggio di Ringa, la trasmissione di prima serata che torna alle 21:15 puntuale questa sera su Antena 3 con il vice direttore Ferdinando Avarino. Fine vita, serve una legge in Veneto? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no il numero in rosso, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, il dibattito è aperto, ne parleremo anche nel corso di questa prima edizione. Il Consiglio regionale del Veneto dovrebbe a giorni occuparsi di questa legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Come sapete ci sono stati diversi appelli nell'ultimo periodo, uno in particolare quello del vicentino Stefano Geller, che vi abbiamo trasmesso peraltro in diretta circa 2 settimane fa, pronto a fare lo sciopero della fame se il Consiglio regionale non dovesse prendere in mano questa legge. Insomma, il fronte è aperto e è davvero molto attuale. Dicevamo Avarino che torna con tutti i suoi ospiti, ve li posso già anticipare: Alberto Villanova della Lega, Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Marco Bonet, giornalista collega del Corriere del Veneto. Ci sarà poi ampio spazio questa sera anche ancora una volta per la strage del bus di Mestre con la collega Ilaria Marchiori e Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia. Dicevamo i fatti che sono davvero tanti in questo inizio di settimana. Partiamo dall'allerta maltempo. Il meteo regionale segnala tra oggi e la prima parte di domani fasi di tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale e localmente consistenti, specie sulle zone centro-settentrionali del Veneto. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali in quota e lungo la costa. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale comunica che per criticità idraulica è stata dichiarata la fase operativa di preallarme, il colore è quello arancione, dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte del 1° novembre su tutti i bacini idrografici del Veneto. Quindi l'allerta parte oggi pomeriggio e proseguirà per tutta la giornata di domani. È stata inoltre dichiarata per criticità idrogeologica la fase operativa arancione dalle 12, quindi da oggi sostanzialmente, per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garde, Montilessini e Basso Brenta, Bacchiglione. E la fase operativa di attenzione sempre da mezzogiorno, quindi da ora, sui restanti bacini. Capite quindi che la situazione è di preallerta. Vi posso già anticipare che ci sono dei comuni che nel pomeriggio attiveranno anche il centro operativo comunale. Fra poco andremo a Vicenza, ci collegheremo con Vicenza, dove il sindaco Giacomo Possamai ha dichiarato questo livello di attenzione. Ci sarà la nostra Luisa Bertini. Queste le immagini, grazie Simone Merlo e Alberto Piovesan dalla regia, queste le immagini che arrivano da Padova. Siamo in via Messico, questa mattina l'ennesima tragedia sulle strade, è morto un uomo di 69 anni, la dinamica è al vaglio, lo vedete, della polizia locale. Pare che quest'uomo, un pedone, stesse aiutando un camion in panne. Quando è stato travolto da un secondo camion lo ha investito e ucciso, ma fra poco per l'appunto ci collegheremo con Valentina Visentin che sarà sul posto e ci racconterà quello che è successo per l'appunto questa mattina in via Messico, quindi siamo in zona industriale a Padova.
Fra poco ci collegheremo anche telefonicamente con Lorenzo Maier al Lido di Venezia, perché come sapete è giallo dopo il ritrovamento di un cadavere nella giornata di sabato. Questa donna di 83 anni, domani vi posso già anticipare sarà disposta l'autopsia sul corpo di questa signora, ma per l'appunto ci racconterà tutto fra pochissimo il nostro Lorenzo Maier, il tempo di riallinearci con tutti i nostri collegamenti. Tra l'altro andremo anche a Palazzo Balbi nel corso di questa prima edizione per sentire le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che parlerà di sanità e non solo, quindi ci collegheremo anche con Palazzo Balbi. Il tema, come sapete, è delicatissimo. Soltanto sabato a Belluno la protesta per la sanità pubblica che ha portato in piazza oltre 4.000 cittadini, una cifra enorme, calcolando che parliamo appunto di Belluno città, quindi insomma il tema della sanità è molto sentito. Allora, io vi darei anche questo aggiornamento da Padova, dove la Procura ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto venerdì pomeriggio nell'impianto di Acciaierie Venete. Quindi la Procura ha già nominato il super perito specializzato che dovrà ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato al ferimento di 3 operai. Uno di questi ancora ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera. Il consulente dovrà anche esprimersi in merito alle misure di sicurezza adottate per la procedura che era in atto, ossia una cassetta dove vengono smaltite scorie incandescenti prodotte dalla lavorazione. Nel frattempo la Procura, come atto dovuto, ha indagato il direttore responsabile dello stabilimento. Oggi intanto dovrebbero essere ascoltati dagli inquirenti 2 operai feriti lievi e dimessi già nella giornata di venerdì. Allora, un altro fatto che ha caratterizzato questo weekend, siamo nel Vicentino, il servizio dovrebbe essere pronto, chiedo alla regia, il caso dei tifosi che hanno lanciato sassi, il derby allo stadio Menti con il Calcio Padova, finito con uno scontro violento dopo la partita. Alcuni tifosi vicentini hanno lanciato sassi contro uno degli autobus dei rivali. Facciamo il punto. Sono ancora in corso le indagini della polizia per risalire agli autori della sassaiola contro l'autobus dei tifosi padovani bersagliati da alcuni ultra del Vicenza Calcio al termine del derby giocato ieri allo stadio Menti. I vetri in frantumi del bus hanno ferito alcune persone anche al volto. Per questo il mezzo pubblico che stava trasferendo i tifosi biancoscudati al casello di Vicenza Est era stato subito fermato nelle vicinanze di via Aldo Moro per prestare soccorso. Una partita finita in parità 1-1, al termine della quale l'imponente schieramento di forze dell'ordine aveva impedito fino a quel momento che le opposte tifoserie venissero in contatto. Oltre 1.000 i padovani arrivati senza biglietto dall'autostrada A4. Una decina di persone, i violenti che hanno lanciato i sassi contro i rivali, si sarebbero spostati a piedi tendendo un vero e proprio agguato a volto coperto. Tra l'altro stanno arrivando anche altre immagini, ve le mostrerò fra poco, ma la vedo collegata la nostra Luisa Bertini con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. L'allerta è quella del maltempo. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai per parlare appunto di maltempo, l'allerta arancione che è stata diramata. Anche a Vicenza è stato aperto il COC al momento in via precauzionale, ovviamente. Sì, abbiamo aperto il COC, siamo nella sede della polizia locale della città di Vicenza a seguito dell'allerta meteo della regione Veneto, che è un'allerta arancione, ma visti i pregressi della città di Vicenza, penso all'alluvione del 2010 ma anche a tanti momenti di tensione degli ultimi anni, era necessario essere pronti e attivi e guardare con attenzione all'evoluzione delle prossime ore. Ecco, allerta idrogeologica fino a domani.
allerta idrogeologica fino a domani, idraulica addirittura fino a mercoledì, per cui insomma saranno ore da seguire con attenzione. Tutti vediamo quanto sta piovendo nella giornata di oggi e quanto intensamente e rapidamente sta succedendo. Sono previsti tanti millimetri di pioggia, speriamo insomma che la situazione evolva nel migliore dei modi nelle prossime ore. Ecco, quindi fiumi un po' in tutta la provincia in realtà attenzionati speciali. Sì, in tutto il territorio c'è un'attenzione particolare ai fiumi e quindi anche in città di Vicenza è necessario stare molto attenti nelle prossime ore. Ecco, cambiando argomento, parliamo di sicurezza. Stavolta da dopodomani partiranno i vigili di quartiere, lei l'aveva promesso in campagna elettorale, da dopodomani saranno attivi. Ecco, cosa faranno e in quali quartieri? Era una promessa forte che avevamo fatto in campagna elettorale, un'attenzione più forte ai quartieri, alla sicurezza dal 1° novembre, quindi da dopodomani parte l'attività dei vigili di quartiere che avranno una loro macchina con una livrea proprio in cui ci sarà scritto vigili di quartiere, saranno pattuglie dedicate ai quartieri, al dialogo con i commercianti, con i cittadini. Si tornerà anche un po' a quel dialogo, a quel rapporto diretto che c'era una volta, compatibilmente con le risorse, con le forze in campo, ma ci sembrava necessario per dare davvero un impulso alla sicurezza in città. Ecco, io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Aggiornamenti grazie al sindaco Giacomo Possamai, ve l'avevo anticipato, apre quindi il centro operativo comunale a Vicenza per questa allerta arancione sul fronte del maltempo. Luisa lo ha sottolineato, si tratta di una misura precauzionale, ma visti i precedenti la prevenzione diciamo è tutto in questi casi, anche perché sarà un'ondata di maltempo particolarmente lunga, ci sarà una tregua nella giornata di mercoledì, quindi in corrispondenza con la festività del 1° novembre e poi appunto da giovedì torna una nuova perturbazione, la numero 1 così la chiamano del mese di novembre. Io vi mostro queste immagini che mi sono arrivate ora dal collega di Padova Francesco Ratai. Non vi mostro il sonoro perché non ho avuto modo di sentire, quindi non vorrei ci fossero imprecazioni o quant'altro. Ritorniamo ai fatti che vi abbiamo raccontato prima nel servizio di Daniele Garbin, ovvero questo scontro tra tifosi dopo il derby allo stadio Menti, uno scontro violento. Ecco, adesso le immagini si sono rigirate, ma potete vedere insomma quello che è successo, quindi attimi davvero concitati. Ho anche un altro video che possiamo mostrare, forse ancora più evocativo, soltanto un attimo che si carica, eccolo qua. Eccolo qua, quindi parliamo di veri e propri scontri, di attimi concitati dopo questo derby, ragazzi incappucciati, scene che insomma non vorremmo vedere nelle nostre città e che riportano in auge il tema del tifo violento. Allora, soltanto un attimo. Allora, in attesa di collegarci con Padova, con Via Messico, con Valentina Visentin e parlarvi dell'ennesima tragedia sulle strade del Veneto, costata la vita questa mattina a un uomo di 69 anni, rimaniamo a Padova per parlare di furti, perché sono stati individuati i componenti di una banda dedita a questo tipo di reati, soprattutto negli appartamenti padovani. A gennaio, tra l'altro, avevano razziato diverse case anche in tutto il Veneto. Facciamo il punto. Erano ricercati per una serie di furti commessi a gennaio tra Padova e la provincia di Vicenza. La polizia ha individuato e arrestato una banda di etnia rom residenti nel Lazio. I 4 si erano resi responsabili di un maxi furto commesso a gennaio in un'abitazione di via della Licorno a Padova, dove erano fuggiti con 60.000 euro tra valori, monili e orologi. Successivamente erano entrati in un appartamento di Malo nel Vicentino, ma se ne erano andati a mani vuote perché non c'era niente che valesse la pena di essere rubato. Poi in un'altra casa, sempre a Malo, erano
erano stati scoperti dal domestico ed erano stati costretti a fuggire. Seguendo le tracce lasciate e le immagini di sorveglianza, la squadra mobile di Padova ha identificato la banda e il giudice del Tribunale di Padova aveva disposto l'obbligo di dimora nei confronti di un 33enne di etnia rom, indagati i suoi 3 presunti complici, ma del 33enne si erano perse le tracce fino a giovedì scorso, quando durante un controllo stradale è stato riconosciuto dai poliziotti di Frosinone. I 4 si spostavano di regione per effettuare i colpi a bordo di una potente Audi A3 e alloggiavano in hotel e bed and breakfast di Padova. Tra di loro comunicavano con telefoni intestati a persone fittizie comprati tutti nello stesso negozio di Roma. Dal Padovano all'area del Bassanese continuiamo a parlare di furti, questa volta di furti di gasolio. Aveva rubato un'intera tanica di carburante in azienda, ma è finito nella rete tesa dai carabinieri. Un uomo di Marostica è stato denunciato a piede libero dai militari della stazione cittadina per furto aggravato, ma a dare il via all'attività è stato il titolare della ditta. Qualche giorno fa, infatti, il proprietario dell'azienda di Colceresa ha infatti notato che l'operaio si comportava in modo strano, travasando del carburante utilizzato per rifornire i mezzi della ditta in una tanica da 20 litri. Si può immaginare la sorpresa dell'impresario quando ha visto che il suo dipendente portava la tanica nella propria auto, nascondendola sul sedile posteriore e occultandola con un telo. A questo punto è scattata la segnalazione ai carabinieri e una pattuglia in borghese ha atteso che il dipendente uscisse dall'azienda dopo l'orario di lavoro per tornare a casa. Poi è scattato il blitz e i carabinieri marosticensi hanno controllato l'abitacolo, trovando la tanica piena di gasolio. L'operaio è stato portato in caserma per le pratiche di rito, denunciato e rimandato a casa. Il carburante è stato subito riconsegnato all'azienda. Sempre di ladri parliamo, andiamo a Conegliano, guardate cosa sta accadendo in Borgo Madonna. Alle forze dell'ordine prego recuperare quanto rubato in quest'area privata con pubblicazione dei nominativi dei ladri. Recita così il cartello affisso alla vetrina di uno dei negozi sotto i portici di Via Madonna in centro a Conegliano. Una zona negli ultimi giorni presa di mira dai ladri. In 4 negozi i malviventi sono riusciti ad entrare, in un bar nei pressi del ponte invece il colpo non è andato a segno. Una via di giorno tranquilla che si trasforma di notte. Un po' più buio e la sera gira pochissima gente. È facile che qualcuno sia tentato di... anche perché fanno frazioni sui negozi che non hanno in particolare articoli che possono trovare qualche spicciolo sulle casse probabilmente, quindi sono persone che vanno in cerca proprio di spiccioli, di cose da poco probabilmente, perché non sono negozi particolarmente attrattivi. Prendi un po' di fondo di casa, stato qua a pizzeria, il panificio e dove le vendere camicie. Solo pochi spiccioli è quanto alla fine i ladri portano via. Ci sono dei tempi che basta avere qualche soldo in tasca e basta avere quello, anche quello poco che trovano, insomma, ecco. Una lunga scia di colpi che non fa dormire sonni tranquilli agli esercenti impauriti quando al mattino arrivano ad aprire la loro attività. Paura non ti fa nausea o fastidioso, capito? Non è più come una volta di tranquillità. Un po' di paura, come siamo in 2 o 3, apriamo il panificio, io penso che siamo già in 2, ci diamo un po' di coraggio. Vi do alcuni aggiornamenti generali, come sapete guardiamo sempre a quello che accade anche fuori dal confine veneto, poi tutti i temi ormai si intersecano come sapete. Arrestate la moglie e la suocera del parlamentare Soumahoro, è uno dei temi più dibattuti. Esattamente un anno fa agli arresti domiciliari quindi la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Tered Mukamalzindo, moglie e suocera appunto del parlamentare Soumahoro. È quanto disposto dal GIP di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Quindi la vicenda per il momento ha questo epilogo. Inizialmente era una vicenda
soprattutto politica, i confini tra politica e cronaca giudiziaria. Adesso vedete qual è lo sviluppo che non mancherà di sollevare nuovamente tensioni all'interno appunto della politica. Possiamo vedere anche le altre notizie di giornata, l'allerta maltempo che si sta registrando un po' in tutta Italia, soprattutto nel settentrione. Maltempo, crollato un ponte nella Parmense, forti piogge in Liguria, l'allerta arancione sta già interessando diverse regioni d'Italia, in particolare Liguria e anche Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse in 19 comuni della provincia di Parma. Si stanno registrando fenomeni di grandinate sulle alture e sulla costa di Genova. Nel Levante sono caduti oltre 110 mm di pioggia in pochissimo tempo, quindi allerta che riguarda un po' tutta Italia, soprattutto la parte settentrionale. Poi chiaramente l'ANSA.it riporta tutti gli aggiornamenti sul fronte della crisi medio orientale, con Israele che va avanti, le truppe sono vicine a Gaza City, razzi ancora sulla striscia, e intanto sono stati identificati 1135 uccisi israeliani da parte di Hamas, quindi l'identificazione delle vittime del blitz del 7 ottobre scorso è ancora in corso. La vedo collegata la nostra Valentina Visentina da Via Messico a Padova, questa ennesima tragedia sulle strade. Valentina, raccontaci tutto. Sì, buongiorno, ci troviamo proprio nel cuore della zona industriale di Padova, dove questa mattina all'alba alle 6:05 purtroppo c'è stato l'ennesimo incidente mortale. Cosa è accaduto? Lo vedete, c'è un mezzo fermo in avaria, un camion, un uomo di 69 anni sceso per prestare soccorso all'autista del mezzo in avaria, per dare una mano quando stava cercando di risalire a bordo del suo mezzo, attraversando questo tratto di strada davvero molto trafficato, perché ovviamente ci sono tutti i magazzini della logistica in questo punto della città. È stato travolto da un altro autocarro che stava provenendo da via Olanda in direzione via Messico per raggiungere Corso Stati Uniti. Un impatto fatale, la vittima Silvano Cenci, 69 anni, di Camisano Vicentino. Per lui non c'è stato nulla da fare, sono arrivati sul posto ovviamente anche i soccorsi del SUEM 118, ma è morto per l'impatto violento contro l'autocarro. Testimoni di questo incidente ovviamente i due autisti, l'investitore e l'altro autista, il conducente del mezzo in avaria, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia locale che sta ultimando in questo momento i rilievi, insieme anche ai tecnici dello Spisal, perché si sono protratti fino a questi momenti i rilievi di questo incidente stradale. E poi la polizia municipale dovrebbe inviare tutti gli atti alla procura, che sicuramente aprirà un fascicolo di indagine. Il conducente del mezzo pesante che ha investito la vittima potrebbe dunque rischiare di essere accusato, indagato per omicidio stradale. Queste sono le novità, l'ultima ricostruzione di quanto è accaduto. Ovviamente maggiori dettagli di questa ennesima tragedia della strada nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina, grazie infinite per questo racconto. Dicevamo e dicevi bene, l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto, tra l'altro la provincia di Padova con quella di Treviso è maglia nera proprio sul fronte degli incidenti stradali e in particolare degli investimenti di pedone. Avete visto, avete sentito la dinamica che sembra emergere, una concatenazione davvero tragica di eventi. Ma rimaniamo nel padovano per una vicenda che ha fatto davvero il giro d'Italia.
Italia quel ragazzo di 12 anni vestito da nazista alla festa di Halloween. Ora i genitori del ragazzino con una lettera hanno chiesto scusa. Hanno deciso di scrivere una lettera alla scuola. I genitori dello studente di 12 anni, che mercoledì scorso si è presentato alla festa dell'istituto indossando una divisa da soldato nazista con tanto di svastica e tutti i simboli della Wehrmacht. I genitori dell'alunno rompono il silenzio e si dicono molto dispiaciuti per l'accaduto. Spiegano che lo spirito che aveva animato la scelta del costume non voleva sostenere un'ideologia nazista, bensì porre l'attenzione sulle atrocità della guerra e le ripercussioni che i conflitti hanno sui giovani soldati coinvolti, tant'è che il figlio si era truccato con delle ferite sul volto. I genitori dicono di disprezzare l'ideologia nazista e l'antisemitismo e si scusano con la comunità ebraica. Comunità ebraica che all'indomani della festa, che si era svolta all'interno della English International School di Padova nel quartiere Forcellini, indignata e sconcertata aveva inviato una dura lettera oltre che al preside dell'istituto padovano anche al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e al presidente della regione Veneto Luca Zaia. Anche la scuola aveva subito preso le distanze dal fatto, scusandosi e convocando i genitori che ora con questa lettera cercano di smolzare i toni della polemica che alla fine al centro di tutto vede coinvolto un ragazzino di appena 12 anni, forse non del tutto consapevole del grave gesto compiuto. Gli agenti della squadra mobile, sempre di Padova, hanno arrestato un 26enne nigeriano incensurato scovato in un hotel dopo che aveva da poco espulso degli ovuli contenenti cocaina. Il giovane straniero richiedente protezione internazionale è stato controllato ieri mattina all'interno di una stanza di un hotel in zona Arcelle. È trovato in possesso di 8 ovuli di cocaina, circa 100 grammi. Il 26enne però aveva ancora un ovulo nello stomaco e quindi è stato portato in pronto soccorso per il trattamento necessario all'espulsione del pericoloso involucro pieno di cocaina. Poi è stato portato in carcere. Vedo Luca Zaia, il governatore Luca Zaia, che sta parlando da Palazzo Balbi. Sentiamo le sue parole in presa diretta. È chiaro che dovremmo anche dare magari assieme a fattori uno spaccato del parco macchine per renderci conto di cosa abbiamo messo a disposizione dei Veneti. Io ricordo che ho inaugurato il Cyberknife quando l'abbiamo inaugurato, forse 7-8 anni fa, a Vicenza, una macchina che apre la scatola cranica, opera il cervello, una mappatura digitale. E mi ricordo che allora costava un fracasso di soldi, ma ci permetteva di pagare il leasing, 230.000 euro all'anno, direttamente con le attrazioni fuori regione, perché eravamo gli unici ad avere questa macchina. Quindi noi crediamo, struttura, cioè l'hardware, ma anche il software, che il software è rappresentato per me dalle macchine, dalle tecnologie, da tutto quello che è all'interno degli ospedali. Ovviamente i professionisti, se ne avessimo di più, correremmo ancora molto di più, ma non ce la facciamo finché non modificano le leggi. Detto questo è un bel progetto, 437 milioni e mezzo miliardo di euro. Adesso Crozza dirà che non so fare i conti, che mezzo miliardo è 500 milioni e non 437, però insomma è quasi mezzo miliardo di euro. È un sacco di soldi che ci permetterà di guardare sempre più in maniera innovativa. Questa è un'amministrazione che non ha chiuso un ospedale, voglio ricordarvi. Sento a volte discorsi, no? Perché la chiusura, i privati, cioè diteci che ospedale abbiamo chiuso, no? Spiegatecelo, che anche l'ospedale più remoto ha avuto investimenti da questa amministrazione. Ovvio è che c'è una scala che parte dagli SPOC, scusatemi, dagli hub, passa per gli SPOC, c'è tutta una serie, adesso arrivano nella fornitura, quante sono? 10 TAC, quante ne arrivano? Sì, sarà 12, 13 TAC, andiamo via 250 strati, cioè ragazzi, dovremo un giorno decidere anche dove fermarci, perché stiamo diventando talmente invasivi, che ormai i nazisti non si nega più a nessuno, nel senso che si trovano, ormai ci sono delle diagnosi accidentali che non sono salvavita, perché comunque non sono contro come si dice, la prevenzione. A volte capita, facendo oggi una risonanza addominale, penso che ormai, posso dire, non dico ci vuole dire il 70%, ma nel 50% dei casi nacisti renale la si trova. E poi cosa si fa? La deve indagare, e indaghiamo, per carità, di prevenzione. Per dire quanto
anche invasivi, fra virgolette, siamo, perché poi lo siamo anche psicologicamente. Uno va a casa e dice c'è una roba da verificare, quindi dopo 2 o 3 giorni chiama la dottoressa e dice senti qua, devo preoccuparmi, lei dice di no, perché comunque poi, diciamolo ai cittadini, i reperti sono tanti, ma poi gli esiti ci dicono che insomma aumenta l'età media in Veneto e aumenta la qualità della vita in Veneto, quindi questi sono tutti segnali. Lasciatemi dire l'ultimo, che anche a livello organizzativo le breast unit ci permettono di dire che il 95% dei cancri al seno nelle donne, perché i messaggi devono essere positivi, non negativi, hanno un esito positivo nella cura. Un giorno, dottoressa, vogliono fare un incontro sull'effetto della mente rispetto a quello che è poi la condizione fisica della persona, no? Che anche questo dovrebbe aiutare, no? E quindi dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Adesso c'è qualche guaio con le liste d'attesa, ma lo condividiamo, purtroppo siamo in buona compagnia con tutte le regioni, ma se avessero questo modello in giro per il mondo, direi con tutto il mondo, siccome non ce l'hanno, pagano per farsi curare e quindi non hanno problema della lista d'attesa. Però insomma si va avanti e ne verremo fuori anche su questo fronte, ma faremo una conferenza stampa ad hoc. Adesso passo la parola all'assessore, prego. Allora, questa è una programmazione che segue le programmazioni precedenti, ossia i fondi ex articolo 20 più fondi del bilancio sanitario regionale. Il Presidente ha ricordato l'ultima delibera di 371 milioni, questa è la nuova delibera di un mese fa di 437 milioni. Andiamo in continuità rispetto alla programmazione che abbiamo già messo in campo, quindi molti interventi sono la seconda parte dell'altro investimento, non so, penso a Piove di Sacco, a Porto Gruaro, penso a Campo San Piero, insomma vi cito solo alcuni in cui arriviamo quindi con il secondo stralcio. Gli interventi sono interventi di adeguamento sismico, antincendio, ma anche di rimodulazione rispetto alla logistica all'interno degli ospedali, chiaramente che possono essere sia per quanto riguarda le degenze, per quanto riguarda il blocco operatorio e quant'altro. Ci sono alcuni investimenti su tecnologie, ricordo quello del Cafoncello, visto che è un ospedale nuovo, quindi su attrezzature tecnologiche, come quello relativo a Castelfranco allo IOB, visto che siamo già in fase di realizzazione dei bunker con le attrezzature tecnologiche previste. Cito 2 tra i tanti interventi, secondo me, che sono significativi, poi li troverete. Uno sono i 58 milioni a Mestre per il famoso Angelino, ossia la realizzazione di una nuova struttura vicino all'ospedale All'Angelo per una maggiore distribuzione di quelle che sono le attività rispetto appunto ad alcune esigenze che sono maturate nel corso degli anni. L'altro intervento molto importante è quello di Legnago, Verona. Lì voi sapete che noi abbiamo già programmato di costruire un nuovo ospedale, mettiamo 100 milioni, oltre i 42 milioni già stanziati per la realizzazione del nuovo ospedale di Legnago. Poi ce ne sono tantissimi altri, ma questi sono i 2 più significativi. Questo proprio nell'ottica del continuo investimento, come diceva il Presidente, quella che è la parte logistica di attrezzature di tutti i presidi. Voi troverete che sono molti presidi anche non hub, spoke o anche presidi di rete, penso a Oderzo, penso ho citato Campo San Piero, piuttosto che penso Jesolo, insomma vedrete che c'è tutta la gamma degli ospedali pubblici del Veneto e tutti quindi hanno una loro logica, una loro definizione rispetto a quello che è appunto gli interventi da fare per rendere questi ospedali sempre più all'avanguardia, ma soprattutto per renderli anche più funzionali. Grazie. Avete domande? Prego. Io volevo chiedere a proposito di finanziamenti un'altra cosa. Allora ieri ci hanno spiegato meglio i soldi che le regioni avranno per l'abbattimento delle liste d'attesa. Sì. Noi avevamo capito che il Ministero avrebbe dato 520 milioni in tutte le regioni per l'acquisto di prestazioni dal proprio personale o dal privato accreditato. In realtà si scopre che questi 520 milioni sono dentro il fondo e quindi ce li dovete mettere voi. Ecco, io volevo chiedere se più o meno la quota del Veneto è vicina ai 40 milioni dell'anno scorso, se ce ne mettete di più e se ce la fate. Faccio rispondere all'assessore, prego. Sì, poi vi dico Allora, rientra nei 3 miliardi previsti in più per il Fondo Sanitario Nazionale. L'anno scorso noi avevamo, le regioni avevano la possibilità di avere il 0,3% per utilizzare per l'abbattimento di liste d'attesa e se vi ricordate noi abbiamo fatto un piano di 29 milioni in 2 tranche. Una che è finita adesso e una che è finita a settembre e una che finisce a fine anno, 20 milioni primi e 9 milioni secondi.
L'anno prossimo, in fase proprio di discussione in conferenza delle regioni, è stato previsto il 0,4%, quindi abbiamo aumentato di un punto e noi andremo attorno ai 38-39 milioni. Sì, resta un fatto che è bene chiarire, poi c'è anche qui, a parte l'assessore, anche eventualmente il dottor Anichiarico, che altro adagio, no? Si va verso il privato, cioè il privato non è in grado di fornire, di erogare tutto. Le nostre ma viene logico chiederlo, no? Ma se il principio è quello dei vasi comunicanti, dove io prendo i soldi, pago un privato per fare al posto mio, è risolto il problema. Il problema è che noi abbiamo un sacco di prestazioni perché sono sotto diciamo soglia rispetto a quello che magari giustamente il privato vorrebbe incassare, o anche per capacità, perché i problemi poi la coperta è corta. Voi vedete che le fughe dei pensionati dalla sanità poi si traducono in nuovi incarichi presso i privati, perché anche qui il pensionato può andare a lavorare, il medico pensionato va al privato. Quindi viviamo tutti questa difficoltà. Ho l'impressione che con questa direzione alla fine avremo budget ma non avremo chi erogherà prestazioni. Questa è la grande preoccupazione. No, avremo più soldi per erogare prestazioni, per chiederle ai privati, ma non avremo in ugual misura una potenza di fuoco per riuscire a spenderli tutti. Ovvio è che io darei prioritariamente la possibilità ai nostri dipendenti di poter lavorare all'interno con quei budget. Io volevo chiederti un attimo se potessi specificare quello che avevi detto prima, cioè che siamo passati da meno 1.300 specialisti nel 2018, adesso mi sembra mancano solo 25. No, medici. No. Io ho detto medici assunti rispetto al nostro organico dal 2010 ad oggi è meno 25, punto. Cioè tra dare e avere. Sto parlando di tempi indeterminati, ma poi vi daremo diciamo un dettaglio molto più importante. Questa fra virgolette è quasi una banalità rispetto ai dati che vi daremo nella prossima conferenza stampa. Prego. Allora, vedete, sentite, Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Questa conferenza stampa è stata indetta per presentare un servizio psicologico e poi chiaramente sta virando sui temi della sanità, sulla carenza di personale che preoccupa lo stesso governatore del Veneto, che dice il vero problema è questo, non tanto quello degli investimenti, perché sugli ospedali del Veneto continuiamo a investire, continuiamo a iniettare delle risorse. L'assessore Lanzarin ha portato l'esempio dell'ospedale di Mestre, dove saranno investiti per esempio 58 milioni di euro per una nuova struttura, ma il nodo è quello per l'appunto della manodopera, del personale, dei camici bianchi, chiamate come volete. Vedo Zaia che sta parlando ancora, proviamo a ricollegarci. Non sentiamo le domande dei giornalisti. 80 più 32 fa 112. Sì, ecco, adesso è in corso questa discussione, è difficile ovviamente da seguire, ma fra poco tenteremo di sintetizzare le tante informazioni che sono state date oggi. Intanto proseguiamo per un attimo con la cronaca, poi vi presento gli ospiti che mi stanno raggiungendo in studio, però la cronaca. A Piove di Sacco un incendio di 3 auto ha coinvolto anche un'abitazione, una persona è rimasta intossicata. Le fiamme sono divampate all'improvviso, distruggendo in pochi minuti 3 auto posteggiate sotto una tettoia di legno. L'intervento dei vigili del fuoco di Padova domenica all'alba in un'abitazione di via Aldo Moro a Piove di Sacco. L'incendio si è propagato con rapidità, lambendo anche un'abitazione vicina. A causa del calore i vetri delle finestre sono esplosi. La persona che vive all'interno è rimasta leggermente intossicata dal fumo. I vigili del fuoco arrivati con l'autobotte sono riusciti a spegnere le fiamme prima che arrivassero a coinvolgere l'abitazione, ma la baracca di fianco alla tettoia adibita legnaia è rimasta distrutta dal rogo. Le cause dell'incendio sono di probabile natura elettrica di una delle auto.
Questa la cronaca, li saluto già, mi hanno raggiunto proprio in questo istante. Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, Fratelli d'Italia. Borgia, buongiorno. E buongiorno anche a Paola Moro, sindaco di Monastir. Proprio si è seduta in questo istante, noi già la presentiamo perché appunto i temi sono davvero tanti, a partire dai temi legati alla sanità. Non so, riusciamo a ricollegarci un attimo con Palazzo Balbi, sentiamo se Zaia sta dando ancora delle informazioni. Sta rispondendo ancora alle domande dei giornalisti, quindi torneremo a ricollegarci. Grazie Simone Merlo, Alberto Piovesan. Allora, vi chiedo velocissimamente, la sanità pubblica è in pericolo? Sindaco Moro. Beh, sicuramente, buongiorno a tutti, ai telespettatori, sicuramente è in forte difficoltà sotto vari profili. Sicuramente in termini appunto per quello che riguarda anche le piccole comunità, la questione dei medici di famiglia, ma poi anche la questione delle liste di attesa per visite e quant'altro dimostrano che c'è una difficoltà che si sta anche accentuando col tempo che passa, vuoi perché appunto col Covid siamo appena usciti insomma da qualche tempo dalla questione pandemica, si sono spese parecchie risorse, vuoi anche perché la popolazione italiana, è inutile dircelo, vive più a lungo, però stiamo anche invecchiando come media, insomma, e quindi invecchiando abbiamo bisogno di maggiori cure e quindi è notevole, insomma, il bisogno che c'è di investimenti e mi pare di capire che anche dalla prossima finanziaria, se paragoniamo appunto quanto viene messo con i maggiori costi eccetera, insomma non è che ci siano grandi sorprese. Borgia. Allora, per quanto riguarda c'è preoccupazione, abbiamo raccontato anche la protesta di sabato a Belluno, sì, 4.000 persone. Certo, ma capisco tutto, ma io non credo che ci sia una preoccupazione sul tema della sanità pubblica, inteso come rischio che possa saltare questo architrave della nostra democrazia, perché sappiamo tutti che insomma, la sanità pubblica in uno Stato come il nostro è la priorità, perché ovviamente noi lavoriamo e siamo, come dire, sosteniamo la sanità pubblica perché crediamo fortemente e nell'impostazione della nostra Repubblica lo Stato sociale è fondamentale, anche perché ricordo che il governo Meloni quest'anno ha messo 136 miliardi che è una cifra record sulla sanità, ha aumentato quindi di 3 miliardi il budget per la sanità pubblica. Cosa diversa è il sistema sanità, perché poi ovviamente le singole regioni hanno la gestione della sanità e il tema reale è il personale, perché oggi purtroppo vediamo nella nostra ULSS come in tantissime altre. Ricordo che noi in Veneto siamo fortunati perché la gestione della sanità è eccellente e rispetto ad altre realtà d'Italia abbiamo dei professionisti, però è ovvio che nel privato gli stipendi sono, lo dobbiamo dire, molto più alti, quindi talvolta la sanità pubblica è un cuscinetto, perché o ci sono i medici che credono e rimangono a lavorare nel pubblico, chi invece... Però c'è un problema quindi di attrattività del sistema pubblico, che è un po' quello che diceva Zaia. Ricolleghiamoci con il Balbi. Ma è strano che non sia arrivata... Prego? Ecco, bene. Cioè, intanto che ce le abbiamo, guardiamo la bottiglia mezza piena. Le Olimpiadi si faranno anche a Cortina, perché Cortina è un'icona degli sport invernali. Dopodiché quante se ne faranno lo stiamo discutendo. Allora, intanto cercheremo di capire come si chiuderà la partita del bob, perché adesso c'è in analisi tecnica la proposta di Cesana, c'è questa proposta di St. Moritz, che ha anche questo oggettivamente dei limiti. Perché vanno via?
Ciao. Ah, scusami, abbiamo tirato lunga, ciao, buon lavoro. Grazie. E poi St. Moritz a noi hanno sempre detto, per dire che c'è il tema dell'usura, del blocco naturale di ghiaccio, la pista deve essere esistente, funzionante e refrigerata. St. Moritz non è refrigerata, ma io non è che tifo per Cesano, per St. Moritz, faranno le valutazioni, ormai noi siamo fuori da questa partita. A me interessa sapere dove va, perché in base a dove va capisco anche cosa significherà, perché hai capito, se ce l'hai a confine è una roba, se ce l'hai in Cina è un'altra roba, se ce l'hai negli Stati Uniti è un'altra ancora, perché dietro a questi posizionamenti, diciamo, nuove allocazioni della pista di bob, Skeleton e Slittino, ci possono essere anche altri accordi che si possono mettere in piedi, no? E quindi varrebbe la pena di capire bene prima quale sarà la pista, poi io faccio appello a Fondazione, a CIO, ai compagni di viaggio di capire, faccio un appello proprio di buon senso e di piena collaborazione, di capire che noi non possiamo presentarci con 8 gare a Cortina, 24 medaglie. Secondo me ci vorrà una decina di giorni per capire. Sì, perché parto sempre dalla valutazione tecnica del progetto piemontese, stabilito qua dove sarà il bob, poi vedremo a cascata cosa si potrà fare. Però insomma è una partita persa. Siete più sentiti fare con Malagò? No, io Malagò l'ho sentito, però ma non per discutere, diciamo, dammi questo, dammi quello, cioè no, assolutamente no. Ma escludere la versione ridotta del bob di Cortina a prescindere? Quella è una fase 2. Cioè adesso, come si dice, il salame si mangia sempre una fetta alla volta, se no poi ti resta sullo stomaco. Cioè, ve lo dico perché è fondamentale capire che se discutiamo di Olimpiadi poi parliamo dell'altra roba. Tanto io vorrei capire cosa succede alle Olimpiadi. Poi noi siamo onorati di ospitare, visto e considerato che noi non eravamo candidati, e di ospitare, diciamo, le Olimpiadi giovanili, le Olimpiadi invernali giovanili o giovanili invernali, non so come sia, 2028, ma questa è un'altra partita. Prima dobbiamo chiudere le Olimpiadi. Questo vuol dire che non c'è una sovrapposizione, ma sono binari paralleli. Che tutto sommato il Veneto non volessero sin dall'inizio? Cosa? Ma guarda, che noi si nasca come una realtà, diciamo, cioè un cigno nero eravamo imprevisti noi, no? Cioè, lì la partita, allora, il bob, scusatemi, la candidatura nasce come Milano, questa era la candidatura. Io quando ho visto che nacque un nuovo dossier Piemonte, anzi Torino, dissi questi litigano e presentai in fretta e furia un dossier serio, perché ho presentato un dossier progettato diciamo, da professionisti che hanno fatto peraltro gli altri 2 dossier, cioè che sono esperti in Olimpiadi. A quel punto hanno proprio litigato e quindi siamo rimasti noi a Milano. Come si fa a dire di no a Cortina? Perché voglio ricordare che nel dossier che io avevo presentato, che era autonomo, c'era Cortina, Trento e Bolzano. Questo era il nostro dossier. Io metto nel dossier Trento e Bolzano. A quel punto abbiamo fatto un accordo perché noi portiamo a casa effettivamente poco, ma anche tanto, perché avevamo l'investimento del bob, che era questo cadavere eccellente, un bob più vecchio del mondo, 1908, la storia del bob passa tutta per Cortina, Eugenio Monti, tutto quello che sapete, una pista iconica, cioè, se c'è la nazionale di bob giamaicano, anche loro venivano a Cortina, per capirci. E quindi abbiamo fatto questo, tanto è vero che se andate a guardare la ripartizione delle Paralimpiadi, delle discipline, trovate una ripartizione che è assolutamente molto più, diciamo, omogenea. Ma perché le Paralimpiadi, anche qua spieghiamolo quelli che non hanno capito, non hanno il parabob, cioè la disciplina bob, skeleton, slittino, non ci sono le Paralimpiadi. Quindi la divisione delle discipline paralimpiche è diversa per questo motivo. Non è che noi abbiamo, diciamo, sulle Olimpiadi abbiamo ceduto, invece sulle Paralimpiadi no. Sapevamo che portavamo a casa una legacy da un centinaio di milioni di euro e un futuro ovviamente con delle candidature, fra l'altro per i mondiali, per eventuali sede, cioè facessero le Olimpiadi invernali in giro per l'Europa, tranquillamente il bob numero 1 al mondo, oggi diciamo il più a norma è quello cinese, perché si sono appena chiuse le Olimpiadi, poi sarebbe stato il nostro, quindi avremmo ospitato probabilmente anche gare olimpiche di altre sedi olimpiche a livello internazionale. Tutto qua.
Buon lavoro ragazzi. Grazie. Se non vi spiace, io adesso teoricamente dovrebbero cambiare location per l'intervista finale e magari rimaniamo collegati con il Balbi, perché anche su questo fronte delle Olimpiadi Luca Zaia ha detto delle cose molto significative e molto attuali. Ci vorranno altri 10 giorni per decidere. Per decidere cosa? Beh, innanzitutto il futuro del bob, ma è chiaro che al futuro del bob è collegato il futuro delle Olimpiadi in terra veneta. Per darvi un ordine di idee, per la Lombardia nel 2026, così come stanno le cose, si preannunciano circa 200 medaglie, per il Veneto poco più di 20 senza il bob, vado a memoria, quindi è evidente, c'è uno sbilanciamento. Sentiamo Zaia. Conferenze stampa, grazie al vostro aiuto, per dare un po' i numeri della sanità, visto e considerato che stiamo investendo altri 437 milioni, l'anno scorso 371 milioni e poi possiamo dire che i veneti ad esempio sono indagati da un punto di vista ovviamente sanitario, clinicamente, dalle macchine più innovative che ci siano sul mercato internazionale. La sanità mentale dei veneti, anche dei più giovani, dopo il Covid, insomma un'attenzione particolare, un appello direttamente ai ragazzi. Guardi, parliamo di sportello inoltre, no? 800 33 43 43, questo è il numero verde, si può chiamare, c'è l'anonimato. Abbiamo avuto 15.000 utenze, 1.066 persone prese in carico, esiste dal 2012, per dire cosa? Per dire che se un giovane si sente in difficoltà, ma anche un adulto, e il tema della salute mentale, la depressione, istinti suicidari o altro, faccia questo numero, lì avrà la riservatezza, avrà dei professionisti e poi come si può dire, un raggio di sole lo si vede sempre. Non è la presa di posizione politica ma tecnica, una volta vista la relazione per quanto riguarda le stazioni di gas ci potrebbe essere una presa di posizione formale anche del Veneto? Sì, guardi, è un fatto di coerenza, insomma, i cittadini mi conoscono, quando dico roba la faccio. Insomma, abbiamo chiesto al Ministero di interpellare gli accademici, gli universitari del Veneto per fare un gruppo di lavoro per dirci se è rischioso o meno dal punto di vista scientifico attivare le trivellazioni ovviamente nel Polesine. È altrettanto vero che se la relazione dirà che è rischioso, ci sono dei dubbi, il Veneto si porrà dalla posizione della tutela estrema. Delle 5.000 persone che hanno manifestato per la sanità a Belluno, cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare, però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io ho rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata sapendo quanto abbiamo investito siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri. Io ho notizie di graduatorie scorse anche una ventina di volte perché puntualmente l'assunto si faceva assumere e andava via. Cioè, il problema è che alcune località, esempio le valli bellunesi, hanno la difficoltà dell'attrattività in un mondo del lavoro nel quale mancano i medici. Il medico oggi decide di andare dove vuole a lavorare. Se avessimo un surplus di medici molto probabilmente non avremmo quei problemi di organico che abbiamo in giro. Ci ricordo che in Italia mancano 50.000 medici e 3.500 di questi mancano in Veneto. Da questo punto di vista Verdi Sinistra Italiana credo hanno depositato una richiesta perché Venezia sia dichiarata zona disagiatissima proprio per la sanità. Io penso che il disagio di Venezia sia evidente e rappresentato dal fatto che l'attrattività anche rispetto ai professionisti langue per un semplice motivo, che c'è il tema dei costi. Se parliamo di questo, se parliamo di infrastrutture sanitarie non all'avanguardia vuol dire che siamo fuori strada perché le strutture sono all'avanguardia, stiamo investendo un sacco di soldi e come ripeto, tutti gli investimenti fatti in questi 13 anni che mi competono sono sotto gli occhi di tutti. Se qualcuno volesse vedere o per vostro tramite vedere i dati lascerebbero stupiti chiunque. Proprio per i costi, sì. Per i costi di vita che ci sono. Lei ha detto che non è una questione di budget. Dal punto di vista della sanità, visto che si parla sempre di trasferimento nella sanità privata anche per battere le liste d'attesa. Io dico che
ovviamente anche il privato, che è la terza gamba del tavolo dell'offerta sanitaria. Ricordo che il Veneto è la regione con minor quota di privato in Italia, per nostra scelta, ma non perché i privati non siano bravi. I privati sono bravi, fanno un sacco di attività, però voglio dire che a un certo punto, mancando i medici, se mancano a noi, mancano anche a loro, e quindi nonostante questo su alcuni fronti non siamo in grado, nel pubblico e nel privato, di erogare il servizio. Tutto qua. Si può fare meglio per quanto riguarda le liste d'attesa, comunque tasto dolente, l'ha detto anche lei prima. Le liste d'attesa sono da sempre un tasto dolente, perché vi ricordo di andare a vedere un po' le rassegne stampe degli ultimi 15 anni e vedo un sacco di aperture sui giornali durante tutti questi 15 anni. La verità è che oggi accadono, c'è il combinato disposto di un problema che è, da un lato, che mancano i medici, mancano 3.500 medici in Veneto e 50.000 in Italia. Dall'altro, ovviamente, c'è un incremento negli anni, di anno in anno, delle prestazioni. Noi 2023 rispetto al 2022, tanto per darvi un dato, abbiamo più 35% risonanze addominali. Voi capite che il medico già manca a fare le risonanze per quelle che facevamo l'anno scorso. Se ci aggiungi il 35%, il conto è presto fatto. Cioè, il mare con un secchio non si può svuotare. Quindi il messaggio... Ci vogliono medici, ci vogliono 3.500 medici. Se facessero 10 visite al giorno, sarebbero 35.000 prestazioni al giorno. Praticamente noi azzeriamo le liste d'attesa in 3 giorni. Aspetta la valutazione di Cesana. Ma aspetto di capire dove andrà il Bob Skeleton Slittino, e questo non compete a noi, per capire anche da un punto di vista di localizzazione quali saranno le migliori soluzioni. Dopodiché mi aspetto una proposta rispetto alla redistribuzione, visto e considerato che non si può pensare che, diciamo, uno dei 2 pilastri della candidatura delle Olimpiadi, uno è un pilastro assolutamente forte che è Milano, dall'altro l'altro pilastro importante, iconico per gli sport invernali, che è Cortina. Ecco, Cortina non possa avere solo 4 gare e 24 medaglie. C'è una deadline. Non possa avere solo 8 gare e 24 medaglie. C'è una deadline, cioè una data entro la quale bisogna decidere chi ospita cosa. Ma io penso che ne avremo una decina di giorni per capire dove andrà il Bob, e poi da qui cercheremo di capire quale sarà la proposta che ci verrà fatta. Ma nella totale serenità, guardate, questa non è una lotta contro qualcuno, ma è una questione di buonsenso. Che rassicurazioni può dare ad oggi ai veneti? Rispetto? Che rassicurazioni alle Olimpiadi, che insomma hanno paura di... Beh, che intanto ci sono perché me le sono inventate io. Nessuno mi ha chiesto rassicurazioni se avessi presentato il dossier, quindi questa arriva gratis. Intanto le Olimpiadi ce le abbiamo. Adesso vediamo di capire, di portare a casa. Voglio già dire che comunque un risultato a tavolino c'è. 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo che vedranno le Olimpiadi del Veneto, 1,5 miliardi di PIL di incremento e 1,5 miliardi di opere che comunque sono cartografate. Dopodiché adesso discuteremo anche di gare. Sulla manovra del governo invece ci sono ulteriori tagli agli enti locali, in alcuni casi si dice insomma non si potranno più, soprattutto per quello che riguarda i comuni, erogare i servizi come una volta. Staremo a vedere, guardi, stiamo ancora alle bozze della manovra, dobbiamo arrivare alla manovra finale, al testo di legge approvato per capire quale sarà effettivamente la ricaduta della finanziaria. Ogni anno, ormai lo posso dire per esperienza, si discute delle bozze, poi ci si ritrova una manovra che magari va in altre direzioni. 2 scosse in soli 3 giorni in provincia di Rovigo? Ci preoccupa, io sono già stato commissario del terremoto qualche anno fa, sempre del Polesine, ovviamente quel terremoto devastante che ha avuto l'Emilia Romagna. Ci preoccupa, non siamo noi tecnici, non vi so dire se siano scosse, diciamo, sono a profondità di 20 km, la zona di Ceneselli e quei comuni. Dico che i tecnici monitorano, noi attendiamo indicazioni, siano di assestamento, non lo siano, questo non ve lo so dire, non sono io che devo dirlo, lo dicono i tecnici. Ai cittadini faccio appello di restare sempre informati in maniera tale che se ci sono indicazioni le sappiano cogliere al volo. Ecco, gli esperti dicono anche fare più attenzione. Allora, rientriamo in diretta, rientriamo in studio. Avete sentito, i temi sono tantissimi. Zaia si è dichiarato preoccupato anche per questo sciame sismico che vi stiamo raccontando da giorni. Ha fatto un riferimento alla manovra di bilancio. Oggi tra l'altro a Roma c'è un vertice di maggioranza, si parlerà anche di questo, lo ha detto questa mattina a RTL 102.5 il vice premier Tajani, e poi c'è il nodo, e volevo discuterne proprio con Paola Moro e Claudio Borgia, dei minori trasferimenti ai comuni.
il condizionale d'obbligo, perché comunque il testo è ancora in divenire, ma la protesta dei primi cittadini, mi corregga se sbaglio Paola Moro, è già forte, insomma, perché diciamo che c'è questo malessere diffuso anche tra i sindaci di centrodestra. Ma di questo parleremo fra pochissimo, ci collegheremo tra l'altro anche con l'isola di San Michele, con il nostro Lucio Zanato, fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì 30 ottobre a Nord-Est. Siamo partiti dalla cronaca, dall'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto. Questa mattina in via Messico a Padova, quest'uomo, questo pedone di 69 anni, travolto e ucciso da un camion mentre stava prestando assistenza a un altro autista rimasto in panne. Una concatenazione tragica di eventi che ha portato alla morte di quest'uomo. Ci siamo collegati con la nostra Valentina Visentin. E poi stiamo monitorando tutto il fronte del maltempo, tanti comuni che stanno attivando il centro operativo comunale, il famigerato COC, che interviene in questi casi. Sono dei centri di coordinamento dove di fatto i municipi mettono in fila tutti gli operatori dell'emergenza, quindi dalla polizia locale ai volontari di protezione civile. Mi diceva Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, che si apre anche a Montebelluna. Sì, ho sentito Antonio Netto, che è il nostro responsabile della protezione civile, e mi ha confermato che abbiamo attivato il COC e siamo in attesa di disposizioni, quindi è una situazione ovviamente da monitorare. Insomma, noi di solito quando ci sono problematiche di questa natura e quando abbiamo queste disposizioni cerchiamo di intervenire, di essere rapidi proprio per farci trovare pronti, anche perché noi abbiamo una protezione civile importante a Montebelluna, che non solo ricopre il nostro territorio ma come dire, coordina e aiuta anche quelle dei territori con quindi un po' tutto il Montello, certo, sostanzialmente diciamo fa riferimento a Montebelluna. Sindaco Moro, a Monastier anche voi vi state preparando? Certo, cosa intenzione di fare? Siamo in preallarme, quindi siamo pronti per essere eventualmente operativi. Speriamo di non dover appunto agire, ma tra l'altro questi giorni ci riportano a 5 anni fa, perché era il 28 di ottobre e in poco tempo ci siamo trovati a dover intervenire. Appunto 5 anni fa esattamente la tempesta Vaia che vi abbiamo raccontato anche in questi giorni con numerosi collegamenti dal Bellunese e tanti ospiti. Quindi comuni sempre in prima linea, sempre in prima fila, ma sempre mazziati, verrebbe da dire, no? Ricollegandoci al tema di prima, pare che anche questa legge di bilancio metterà le mani nelle casse comunali. Sindaco Moro. Purtroppo appunto si parla sempre di bozza, però settimana scorsa c'è stata l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani e proprio durante i giorni appunto dell'Assemblea ci è arrivata questa notizia che ci ha un po', come dire, sicuramente ci fa preoccupare e ci ha raggelato, perché veniamo da un periodo piuttosto difficile, perché ricordiamoci che ci sono stati aumenti per quanto riguarda dei costi dell'energia, ma anche i costi dei servizi, parlo della mensa, dei trasporti eccetera. Adesso scoprire che ci saranno altri 200 milioni di euro tagliati ai comuni non è una cosa facile, e infatti ci siamo chiesti e abbiamo anche interpellato qualche ministro presente all'Assemblea su come poter fare, perché taglia si arriva a un punto dove non c'è più molto da tagliare, se non appunto sprechi non ce ne sono, quindi è necessario andare a tagliare i servizi, oppure la contropartita è quella di aumentare le tasse, ma non mi sembra il periodo non è il momento, per aumentare le tasse. Quello che è stata un po' la delusione appunto dell'Assemblea è stata quella di sentire dei ministri che si sono espressi in lamentele per il periodo, però non sono uscite grandi, come dire, soluzioni per far fronte a questo periodo. I comuni sono quelli che si interfacciano con i cittadini, sono quelli che toccano con mano le esigenze dei cittadini,
quindi avere un minor trasferimento così importante ci preoccupa. Tra l'altro il giorno successivo a quello della notizia dei 200 milioni in meno c'è stata anche la contronotizia che questi 200 milioni non saranno tagliati ai comuni che sono in dissesto e predissesto, quindi saranno ripartiti su una quota minore di comuni. I comuni del Veneto, nessuno ha situazioni di predissesto o dissesto, quindi avremo un taglio ulteriore. Quindi diciamo così... non è una notizia, insomma, che ci oltre lascia... il danno la beffa. Esattamente. Borgia. Si continua a togliere i comuni sostanzialmente, anche questo governo non si sta discostando a quanto pare dalla prassi che avevano adottato tutti i governi che l'hanno preceduto. Tenuto conto che appunto è 20 anni che ci sono tagli lineari ai comuni, quindi ormai, come dire, è una piega che difficilmente, insomma, riusciamo a modificare noi amministratori locali. Immagino, perché insomma c'è un bilancio da far quadrare e quindi purtroppo bisogna intervenire su tutto, perché se si vogliono più risorse, per esempio sulla sanità, i 3 miliardi di cui parlavamo, è ovvio che da altre parti bisogna tagliare. Come amministratori locali è ovvio che noi, insomma, non possiamo essere felici di questo, essere contenti, anzi siamo in forte difficoltà, questo è vero. Devo dire che intanto, prima di fare qualsiasi tipo di esternazione, vorrei vedere non una bozza, ma vorrei vedere, insomma, la legge di bilancio, insomma, non solo quella presentata, ma come uscirà poi dalle Camere, ecco, perché insomma è quello che poi è ovvio che in questa situazione, in questo momento, bisogna come amministratori locali far presente le nostre difficoltà, perché anche noi, insomma, devo dire, non ce la passiamo, come dire, molto non è molto semplice la situazione, ecco, per essere chiari. Devo dire che però noi a Montebelluna abbiamo sempre, di questo ringrazio il sindaco Bordin e l'assessore Favaro, l'assessore al bilancio, abbiamo sempre cercato di far quadrare i conti senza tagliare servizi e soprattutto senza far passare questo taglio sulle spalle non dei mettere cittadini. mano sulle tariffe comunali se si va avanti così sostanzialmente. Su questo noi, devo dire, abbiamo sempre cercato di fare il possibile e credo che questa è la linea, insomma, della nostra amministrazione, quindi di non far pagare i cittadini questi tagli. Faccio un esempio su tutti. All'inizio di quest'anno scolastico alcuni comuni del Trevigiano e anche di altre realtà hanno aumentato di quasi €1. Faccio un esempio: la mensa scolastica, sono soldi per i cittadini. Ecco, a Montebelluna abbiamo fatto di tutto per cercare che, insomma, questo aumento non ci fosse, e così come tanto altro. È ovvio che se continuano ad esserci dei tagli si fa fatica, dopodiché parliamo di 200 milioni, bisogna essere anche chiari nei confronti dei cittadini e anche tra noi amministratori, parliamo di 200 milioni di euro per tutti i comuni d'Italia, 20 milioni mi pare di aver letto velocemente in Veneto, 30 milioni, quindi io ho lei letto dice 20 non è anche una su tragedia. questo. No, ecco, sono 563 mi pare i comuni del Veneto, sono circa una media di 35.000 euro. Bisogna fare in base abitante. Appunto, ma se fosse una media sono 35.000. È ovvio che a Montebelluna saranno tagli maggiori rispetto a Monastier, no? Appunto, quindi e infatti il suo taglio sarà di circa 10.000 euro. Vi fermo per un attimo perché c'è Lucio Zanato pronto dall'isola di San Michele. Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Lucio che sta compiendo un viaggio nella memoria. Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo proprio, come hai detto tu, nell'isola di San Michele, che è il cimitero di Venezia. Perché mi trovo qui? Perché noi stiamo realizzando un mini documentario, anzi in realtà saranno due, uno sul cimitero di Venezia e soprattutto i personaggi illustri che qui riposano, e un altro invece sul cimitero di Treviso. Allora, velocemente, perché qui di nomi ce ne sono tanti, tanto per dirtene una: Franco Basaglia, ve lo ricordate, quello che ha aperto i manicomi; Cesco Baseggio, un nome importantissimo per quanto riguarda
riguarda il teatro. Italico Brass, che oltre ad essere stato un pittore e un poeta, è anche il nonno di Tinto Brass, e poi Emma Ciardi, e poi Giacinto Gallina, e Renio Herrera. Sono qui però con Lorenzo Maier e Marco Toso Borella, perché? Beh, intanto perché se non ci fosse lui noi non saremmo entrati oggi, perché non è facile venire qui con le telecamere, mentre è molto facile venire a fare proprio una visita deferente. Allora, Lorenzo, ci hai portato qui, partiamo da Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, uno dei grandissimi che, come dicevi, è sepolto qui, un cimitero che poi accomuna varie fedi, proprio anche in un abbraccio, in un ringraziamento corale a coloro che hanno lasciato questa terra. Ma qui con Marco chiederei un po' di introdurci sul significato anche storico di questo cimitero, soprattutto sulla grandezza dell'uomo che è contrapposta invece alla piccolezza di alcune tombe. Sì, è quello che colpisce tantissimo, il fatto che dei giganti nel mondo artistico, abbiamo qui un dialogo per esempio fra Igor Stravinsky ed Emilio Vedova, ed è quello che colpisce, un uomo che ha fatto dei colori la sua vita, che ha sviluppato tutto quello che poteva essere una tavola cromatica, è coperto da una lastra nera, addirittura il nome non è neanche segnato, si vede solo in controluce. È questo che rende molto particolare questo luogo, perché il famoso scambio di sensi, di amorosi sensi, tanto ricordato dal poeta Foscolo, ha qui il suo massimo esempio. Vedete anche nella tomba di Stravinsky ci sono dei simboli del passaggio, dei sassi, delle conchiglie, che sono il simbolo del pellegrinaggio. Santiago di Compostela aveva proprio come simbolo la conchiglia. Le croci, cioè ognuno vuole lasciare qualcosa del suo contatto, che è venuto qui. E invece di mettere quegli orribili lucchetti che sono delle deturpazioni, piuttosto che quei orribili graffiti che vanno a rovinare i monumenti, questo piccolo tratto, questo piccolo ricordo ci lascia il senso di quello che un corpo lascia, di quello che un'arte lascia. Queste persone ci hanno lasciato in qualcosa di etereo, di gigantesco, a cui ognuno può accedere. Ma allora perché venire a fare un giro in cimitero, in questo cimitero, ma in genere in tutti i cimiteri? Perché si vede l'impronta di chi è passato e che cosa ha lasciato. Secondo me sono diverse maniere di chiavi di lettura. Il fatto che una persona umana vuole avere un contatto umano, un contatto fisico, un senso deve essere tangibile. Vedremo poi anche le altre tombe. È veramente, come diceva Lorenzo, molto significativo il fatto che giganti dobbiamo cercarli quasi con la lente, perché non riesci a individuarli subito. E vedi magari una pietra rettangolare in mezzo a dei fiori e lì c'è Ezra Pound. Un altro gigante lo vedi perché c'è un piccolo sassolino. È molto bello il fatto che le persone vogliono comunque avere un contatto con ciò che rimane di materiale di questi artisti. Certo, questo è un luogo che non è atto per essere cimitero, era un convento ed erano addirittura due isole, due conventi prospicenti, quello di San Cristoforo della Pace, che si chiamava così perché il prete che lo gestiva, Simone degli Agostiniani, si premurò molto per far sì che Venezia facesse la pace con Milano, e nel 1454 appunto a Lodi viene fatta la pace e lì c'era il prate che ci era dato molto da fare, tanto che nella chiesa di San Cristoforo erano custodite appunto questo simbolo della pace fatta. Poi dal 1806 Napoleone decide che i cimiteri, i luoghi di sepoltura non possono più essere adiacenti alle chiese piuttosto che nei sagrati o nelle strade, e decide di mettere tutto a San Cristoforo della Pace. Non raccontare tutto perché lo racconteremo nel documentario che stiamo realizzando. Lucio, direi la coesistenza di questi talenti, di varie bravure, di personaggi carismatici che hanno fatto la storia di Venezia, del mondo intero, è anche probabilmente un significato di coesistenza, ecco, così come un abbraccio di pace e di vicinanza per tutti. A te, Christian. Grazie davvero Lucio, grazie a te, al tuo ospite, a Lorenzo Maier, ovviamente anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Molto interessante, l'isola di San Michele è un'isola estremamente affascinante dove si incontrano grandi personaggi, tante culture e spesso non lo sappiamo nemmeno, no? Ragionavamo con il sindaco Moro. Diciamo che i sindaci hanno forse anche poco tempo per andare a fare visite, però
È interessante, quindi vi è un faccio il patrimonio complimento anche questo che vi racconteremo per l'appunto il 1° novembre con il nostro Lucio Zanato, in attesa poi della messa del Patriarca che vi trasmetteremo alle 15, ovviamente in diretta qui su Antenna 3. Ma restiamo appunto nella cronaca di tutti i giorni, perché poi quando parliamo di cimiteri, di Campisanti, soprattutto in questo periodo, parliamo anche di sicurezza. Nei cimiteri di Montebelluna avete alzato un po' il livello d'allerta, perché insomma sono giornate un po' delicate anche sul fronte dei furti. Assolutamente, ormai da qualche anno a Montebelluna abbiamo potenziato in generale, insomma, i sistemi di sicurezza nei punti sensibili, tra cui anche i cimiteri, ed è un lavoro, insomma, che abbiamo anticipato rispetto alla situazione attuale, proprio perché insomma, avevamo il sentore che insomma, ci fossero i primi problemi. Devo dire che ad oggi non abbiamo grosse situazioni, anzi questo è sicuramente stato un deterrente. Insomma, è ovvio che più è importante il cimitero, più è grande la città, in questo caso Venezia, e più sicuramente bisogna fare degli investimenti dedicati, anche perché quello è un luogo sacro e proprio perché è sacro deve essere rispettato da tutti, e l'amministrazione deve fare il possibile per evitare che siano situazioni così sgradevoli. E anche questo è uno dei tanti fronti di cui devono occuparsi i sindaci, i comuni, quindi quando parliamo di risorse, qui ci ricolleghiamo al tema di prima, parliamo anche di questo, della gestione ordinaria dei cimiteri, che nei piccoli comuni significa molto spesso tanti cimiteri in diverse frazioni, quindi non è così facile, anche qui servono risorse. Assolutamente sì, diciamo che ecco, una delle esperienze che ho fatto da sindaco è stata quella di comprendere appieno quanto importante è il cimitero per un cittadino. Non lo comprendevo forse perché non avendo insomma avuto lutti per fortuna importanti, sono certo, tutti importanti, però insomma ho scoperto, stando insieme alle persone, stando insieme ai miei concittadini, quanto importante è il luogo dedicato al ricordo e dedicato appunto ai nostri cari. Ed è per quello insomma che abbiamo sempre cercato di fare anche degli investimenti e fare delle azioni importanti per mantenere questo luogo decoroso, ecco. Poi ripeto, ci confrontiamo, anche il collega amministratore sa come sia difficile conciliare appunto le entrate con le spese, però noi abbiamo pensato ad una sorta di, non abbiamo costruito nuovi loculi, abbiamo incentivato la cremazione sicuramente, e anche abbiamo dato in un periodo in cui scarseggiavano, diciamo, i loculi, anziché investire risorse appunto in costruzioni costose, abbiamo incentivato l'uscita delle salme per optare appunto per la cremazione, dando gratuitamente il servizio, e abbiamo ottenuto così la restituzione di parecchi loculi che ci hanno consentito di non investire molto perché in questo. sta cambiando anche l'approccio, perché sta cambiando la modalità, la sensibilità, e anche le richieste si stanno modificando, insomma, ecco. Questi giorni dell'anno ci servono molto spesso per riflettere, per ragionare su alcuni aspetti. Il quesito di questa sera, Ring, rientra per certi versi in questo, no? C'è una sensibilità diversa nei confronti della morte, nell'accompagnamento anche alla morte, al fine vita, il tema del fine vita, e quindi noi vi stiamo ponendo questa domanda: serve una legge in Veneto? Il dibattito è assolutamente aperto ed è anche trasversale rispetto ai vari partiti. Da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità. A fra poco.
Siamo di nuovo in onda, battute conclusive di questa prima edizione. I temi sul tavolo sono molti in questo inizio di settimana. I miei due ospiti, Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, e Paola Moro, sindaco di Monastera, stavano adesso ragionando proprio sul tema delle liste d'attesa, per esempio, di cui ha parlato anche Luca Zaia a Palazzo Balbi, lo abbiamo fatto sentire in diretta. Non è facile arrivare a sciogliere il nodo sostanzialmente, perché come diceva anche il governatore Zaia, c'è una carenza cronica di manodopera, però se c'è questa carenza cronica di manodopera, come dicevamo prima, è perché c'è anche una scarsissima attrattività del sistema pubblico, quindi magari stipendi troppo bassi a fronte di stipendi nel privato che sono letteralmente esplosi. E qui la politica che cosa può fare, se può fare qualcosa? Beh, deve dire chiaramente se intende investire nella sanità e soprattutto investire per le fasce deboli, perché io comprendo, sento tutti i giorni i cittadini, quando una persona, come diceva il collega, deve prenotare, si prenota una risonanza magnetica e deve attendere 2 o 3 mesi e magari ha rischio di una malattia importante, sicuramente va dal privato e si paga la risonanza magnetica, e questa io la chiamo una sorta di tassa, chiamiamola, insomma, è un esborso che va dal privato cittadino, va allo Stato, perché lo Stato in quel momento lì ha risparmiato quei soldi lì. E questo è una politica, è un modo di fare politica, ma quando sono di fronte a un cittadino che non ha, magari che ha patologie anche gravi e non ha le risorse per pagarsi la risonanza magnetica, lì io non sto dando un diritto costituzionale, perché la salute è un diritto costituzionale, quindi devono decidere dove vogliono mettere queste risorse. Secondo me alle fasce deboli, diciamo, della nostra popolazione va garantito questo diritto. Borgia. Ma su questo tema stavamo appunto disquisendo, è ovvio che è una situazione complicata e difficile, però cosa può fare la politica? Quello che oggi manca sicuramente è la differenza di stipendi tra il privato e il pubblico, e su questo si potrebbe intervenire, in questo caso la Regione, perché sappiamo tutti che la competenza è della Regione, ma per esempio sull'università ad oggi medicina è il numero chiuso, oggi mancano specialisti perché mancano i medici, quindi se continuiamo io non so se è la scelta migliore, ma se continuiamo con il numero chiuso a medicina e quindi cerchiamo di all'inizio non far scegliere liberamente ai nostri studenti di fare medicina, perché c'è, tra l'altro, io sono andato a vedere il test d'ingresso, ed è un test, diciamo... È come Vincenzo De Luca, perché è un test, come dire, che ha molto poco di medicina, diciamo. Ecco, negli ultimi anni è migliorato, però, quindi anche il test è bene. Ma se oggi mancano gli specialisti, mancano i medici, bisogna pensare se sia il caso di togliere il numero chiuso e pensare ad altro. Ma perché non si fa questo, visto che tutti sembrano abbastanza d'accordo sul fatto di togliere il numero chiuso? Perché è una battaglia di Luca Zaia, è diventata una battaglia del governatore campano del Partito Democratico, Vincenzo De Luca. Perché non si fa? Perché secondo me, come in tutti, per esempio, gli altri albi, in generale ci sono delle resistenze da parte di determinate caste o da parte di determinate corporazioni, perché di questo stiamo parlando. Però il boccino adesso mi spiace che sia, certo. O mi spiace, è io della sono sua felice, parte certo. politica, il boccino ce l'ha in mano certo. il governo, e quindi sì, però è 12 mesi che stiamo governando. Sulla questione dei tassisti, su tante questioni, secondo me dovrebbe dimostrare il coraggio di agire, perché altrimenti, come è successo, insomma, come ho visto in queste settimane, ma infatti, a piangere sono capaci mi scusi, io le faccio una domanda. Noi ci aspettiamo risposte. No, certo, lei fa il sindaco, ha fatto tutto nel primo anno di governo del suo mandato. Io no, l'ho spalmato nei 5 anni, la nostra amministrazione lavora in 5 anni. Nel primo anno credo che sia stato fatto tantissimo, ne abbiamo altri 4 e cercheremo di risolvere tutti i problemi che, dobbiamo dirlo, abbiamo ereditato negli ultimi 20 anni. La difesa di Borgia. No, negli ultimi 20 anni, perché non è che possiamo raccontare ai cittadini
cittadini che in un anno con la bacchetta magica si risolvono i problemi. Però l'imprinting si dà nel primo anno. Certo, infatti è stato dato, oggi parliamo di 3 miliardi in più per la sanità, sì, ma un record perché su questo tema negli anni scorsi non si è mai arrivati ad una cifra così importante. È un imprinting, come dice lei. Sì, ma se noi mettiamo i costi che sono aumentati, l'inflazione eccetera, quei 3 miliardi lì sono un record negativo, non positivo. Ma lei capisce che non basta mai allora? Se lei pensa che dove le troviamo le risorse, dobbiamo tagliare da qualche parte. Però, ripeto, sulla sanità, se io non ho nulla, rischio veramente la salute. Se io ho qualcosa e mi devo pagare la risonanza magnetica, quella io la ritengo una patrimoniale. Ma io sono d'accordo con lei, ma immagino la ritenesse anche nei 20 anni precedentemente. Quindi ad oggi noi ci dobbiamo confrontare con 20 anni, come ha detto lei, di disastri. Lei però sarà d'accordo con me che nell'ultimo periodo le cose sono molto peggiorate perché, ripeto, lei si è resa conto che c'è stato il Covid, 10 giorni, abbiamo avuto una situazione esponenziale, abbiamo parlato prima di sanità mentale. Siamo in dirittura d'arrivo. Vi ricordo il sondaggio di Ring che torna questa sera con Ferdinando Avarino, un sondaggio sul fine vita. Serve una legge in Veneto. Noi facciamo riferimento alla proposta di legge che è stata depositata in Consiglio regionale del Veneto da un comitato di cittadini sostenuto dall'associazione Luca Coscioni per la pratica del suicidio medicalmente assistito. Zaia di fatto ha già preannunciato un voto favorevole lasciando la libertà di coscienza. Vi chiedo in 20 secondi perché stiamo chiudendo, serve una legge in Veneto? Fratelli d'Italia su questo sembra non essere d'accordo. Assolutamente, sicuramente non c'entrano niente i partiti perché questo è un tema di coscienza civile e personale, quindi far esprimere i partiti in Consiglio regionale secondo me è complicato, è difficile e ad oggi il nostro partito ha delle remore importanti su questa legge, però non sono io la persona indicata a discuterne, ne discuteranno. Le dico che io nella mia vita in generale ho sempre sostenuto e promosso la vita e parlavamo prima di cimiteri, davanti al cimitero di Montebelluna abbiamo fatto il bosco della vita con gli alberi per ogni nato e quindi ho sempre fatto di tutto per sostenere la vita. È ovvio che ci sono situazioni particolari, difficili da affrontare, ma questo sta nella coscienza di ognuno di noi. Sindaco Moro. Sì, allora... Serve questa legge? Sicuramente è un tema delicato, è un tema che tocca, come diceva anche il collega, tante sensibilità. Io credo serva una buona legge, quindi va ben strutturata e va appunto ben fatta, non si possono fare fughe in avanti o altre cose, insomma va ben analizzata. Non è un tema da affrontare a cuor leggero, mi pare di capire, nonostante le differenze che mi pare di cogliere nell'approccio, ed è normale che sia assolutamente così. Quindi questo è il sondaggio di Ring che torna questa sera alle 21:15 con Ferdinando Avarino, ospiti Alberto Villanova, capogruppo della Lega, Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, e poi ci sarà un focus specifico con tutte le novità sulla strage del bus di Mestre con Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia, e la nostra collega Ilaria Marchiori. Questa è la giornata che vi stiamo raccontando con un'allerta arancione sul fronte del maltempo. Qualcosa si sta muovendo, diversi comuni stanno attivando il COC in via precauzionale, il centro operativo quindi comunale, per seguire queste ore che si preannunciano abbastanza delicate, così fino a domani sera a mezzanotte, quindi un giorno e mezzo di allerta arancione. Grazie Paola Moro, sindaco di Monastiera, grazie Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, grazie ovviamente a Simone Merlo e Alberto Piovesan per la parte tecnica. Dopo di noi, dopo il meteo, andrà in onda il film celebre, veramente una pellicola da seguire, Contro tutte le bandiere, per la regia di George Sherman. È davvero tutto, noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia Mestre, 19:30 Treviso con Belluno. Buon proseguimento di giornata.
Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al Meteo. La settimana inizia nel segno di una perturbazione che investe il nostro territorio portando maltempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 30 ottobre. Sul Veneto avremo piogge sin dal mattino, sparse ed occasionali, ma con il passare delle ore peggiora ulteriormente con fenomeni più diffusi e localmente anche intensi. Le temperature si manterranno tutto sommato stazionarie, minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 15 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo un'alternanza di piovaschi e sole. Dal pomeriggio però precipitazioni che tenderanno a diventare più forti e abbondanti. Temperature minime sui 12-16 gradi, massime comprese tra i 18 e i 21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi, dunque poche novità con precipitazioni in arrivo durante la giornata. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.